Quando pensiamo alla nostra regione e al racconto che se ne fa, spesso pensiamo alle bellezze architettoniche, al buon cibo, al buon vino, ma c'è un'altra Puglia che si può raccontare, è la Puglia dei grandi nomi della letteratura, tra l'altro ben 3 premi Strega negli ultimi decenni, insomma, sono arrivati qui da noi e quindi c'è una Puglia che può essere raccontata attraverso proprio la letteratura. È un viaggio che abbiamo fatto con il libro di Piero Meli, si chiama In Puglia, da Alda Merini a Mario Desiati, rientra nella collana Passaggi di Dogana della Perrone Editore e noi abbiamo in collegamento proprio Piero Meli. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Dunque, un viaggio meraviglioso che non solo ci dà dei suggerimenti, insomma, su posti da vedere, ma ci racconta anche quanto di buono dal punto di vista della letteratura è stato fatto in questi anni, quanti nomi abbiamo, quante storie sono state raccontate e come è stato raccontato anche il nostro territorio attraverso la poesia e attraverso la narrativa. C'è spazio anche per Taranto. Tu per raccontare Taranto hai scelto Alda Merini, Piero. Certo, è stata una scelta quasi obbligata, perché a un certo punto della mia vita da lettore mi sono imbattuto in una raccolta di poesie di Alda Merini, che per tutti quanti noi è la poetessa dei navigli, quindi la poetessa milanese per antonomasia, e invece questi facevano riferimento alla città di Taranto, quindi questa cosa mi ha sicuramente incuriosito, ne ho voluto sapere di più. E non è un caso poi che il libro parta proprio dalla Taranto poetica di Alda Merini, proprio per questa unione, questo connubio tra la poesia della poetessa e la città di Taranto e tutte le sue contraddizioni. Tu dici ad un certo punto, in quelle che sono proprio le primissime pagine, una cosa secondo me meravigliosa e vera. Esiste un mal di Puglia, un sentimento malinconico simile alla saudade del popolo portoghese. Coloro che in qualche modo sono stati sfiorati dalla pugliesità non se ne separano, portano frammenti di ricordi nel cuore, guardano i luoghi di questa regione come una terra promessa di sagre, luminarie e processioni di santi. Insomma, si piange 2 volte, come si diceva un tempo, no? Rispetto al sud, anche lasciando la Puglia, forse è un motivo anche per cui in tanti decidono di restare. È vero, tanti decidono di restare, tanti che per lavoro spesso, perché poi quella è la molla che spinge ad andare fuori, il più dei pugliesi, tanti poi non vedono l'ora di tornare, ogni volta che tornano e poi sono ricostretti a riprendere un treno, a riprendere un aereo, lo fanno veramente con il cuore dolente. È una situazione che mi sono trovato a vivere per fortuna. Io dico sempre per fortuna, io sono rimasto nella mia regione, sono rimasto a Bari, però tanti amici nel periodo dell'università si sono trasferiti fuori e quindi l'ho vissuto questo distacco, questa lontananza dalla nostra terra, e c'è poco da fare quando poi torni. Ti sembra sempre di essere a casa, perché un po' la nostra regione è sempre per noi pugliesi casa. Spostandoci da Taranto alla provincia, nel libro dedichi anche spazio alla nostra Valle d'Itria e lo fai attraverso le parole e la voce di Mario Desiati, tra l'altro insomma premio Strega, quindi un nome importante che dà lustro anche alla nostra pugliesità, ecco, diciamo così. Certo, chiaramente Mario Desiati ha portato anche luce su una zona della regione, che è quella della Valle d'Itria, che magari non era fino a qualche anno fa conosciuta soprattutto all'esterno della nostra regione, perché chiaramente i pugliesi conoscono bene il territorio, quindi sanno bene le peculiarità di Locorotondo, di Cisternino, di Martina Franca, sono note a tutti, però all'esterno, diciamo nel resto d'Italia, magari la Valle d'Itria era una delle mete meno conosciute e meno gettonate. L'opera di Desiati, anzi le opere di Desiati, perché io ho citato sia Spatriati, che è il libro, il romanzo con cui lui ha vinto il premio Strega, ma soprattutto Il paese delle spose infelici, che è forse l'opera che io ho amato di più, sempre da lettore di Desiati. Da cui ricordo anche che è stato tratto un film di Pippo Mezzapesa. Esatto.
film che poi ha descritto benissimo da un punto di vista di fotografia quelle che erano le parole e le ambientazioni che aveva utilizzato l'autore di Martina Franca, quindi sono riusciti con il film a dare ancora più profondità visiva a quello che si era letto nei suoi libri. E la Valle d'Itria è sicuramente una terra meravigliosa e rappresenta un unicum poi all'interno della regione, perché noi quando pensiamo alla Puglia la prima immagine che ci viene in mente è il mare, che ovviamente 400 e passa chilometri di costa, vuoi o non vuoi, ti lasciano un segno. Però questa zona fatta di questi ulivi meravigliosi, nodosi, fatta di questi muretti a secco, questa terra che è ferrosa, quindi ha questo colore che è rosso, diventa veramente un unicum, uno spettacolo per gli occhi, e come dico nel capitolo, poi almeno una volta nella vita bisognerebbe prendersi qualche giorno per attraversare la Valle d'Itria, veramente in maniera lenta, e godersela.